Il KO della settimana scorsa contro la Ionica ha interrotto una striscia di 6 risultati utili consecutivi. Il Santa Venerina cerca di ripartire subito oggi tra le mura amiche contro un bel passo alla ricerca di punti playoff. È già affrontato 3 volte in questa stagione. Mister Calvaruso ritrova delle certezze importanti nel suo 4-3-3. A centrocampo accanto a Basile e Fabrizio Scapellato torna Daniele Scapellato. In attacco invece è recuperato De Leonardis sulla destra, con Sinata a sinistra e Carbonaro centravanti. Nel pacchetto arretrato davanti a Maniscalco, Zanella, Spampinato e Calì, con Buonaccorso confermato a destra. Solo panchina invece per il febbricitante Lopez. Match subito vibrante fin dalle prime battute. Angolo di Luca per la testa di Mascali, alto sopra la traversa. Dall'altra parte Daniele Scapellato batte rapidamente un piazzato per Sinatra. Sinatra col sinistro, fuori di poco. Mascali imposta dalle retrovie, cerca a destra Gabriele Marino, capisce tutto Zanella. Scapellato anticipa Tomarchi e serve Sinatra. Avanza fino al limite, assist di nuovo per Fabrizio Scapellato. Scapellato forte e basso al centro, non ci arriva nessuno. Gli ospiti tornano ad affacciarsi in attacco, piazzato di Luca sul secondo palo per lo stacco di Santonocito che centra la traversa e poi la palla viene allontanata. Buonaccorso lungo con le mani verso De Leonardis, Torre recupera Mascali, lo ferma Carbonaro, subito in verticale verso Sinatra. Sinatra posizione giudicata irregolare dal guardalinee nell'incrocio con Santonocito. Questa è la posizione di Sinatra, pallone già partito. Spampinato apre a sinistra per Daniele Scapellato, la mette giù bene. Uno sguardo in profondità, poi alla fine in orizzontale per Sinatra. Di prima per Fabrizio Scapellato, spazio sulla 3/4. Scapellato dalla distanza, ci mette le mani la rosa. 34esimo, punizione di Luca dalla destra. Sul primo palo non tocca nessuno, la palla si infila all'angolino. Il bel passo passa in vantaggio con questa punizione insidiosa di Federico Luca. Reazione immediata del rosso-giallo-blu, Daniele Scapellato in profondità per Carbonaro, sponda verso De Leonardis. De Leonardis si affida a Sinatra. Sinatra ci prova dal limite, si oppone la rosa. Dalla bandierina va Fabrizio Scapellato, lungo sul secondo palo, nella zona di Daniele Scapellato che riesce a tenere il pallone in campo, ma è costretto a ricominciare dalle retrovie. Ricomincia da Basile. Basile, lancio lungo verso De Leonardis, la sponda per Carbonaro. Carbonaro al volo, splendido Nino Carbonaro, 21esimo sigillo in campionato, 1-1. Finale del primo tempo, accelera Santonocito, fermato bene da Daniele Scapellato che mette subito in movimento De Leonardis, riparte Santa Venerina in contropiede. De Leonardis si accentra, prova il destro, blocca a terra la rosa. La ripresa si apre con una punizione interessante per i padroni di casa. Sul punto di battuta c'è Sinatra, murato dalla barriera, tocca Daniele Scapellato per Basile che la piazza, fuori di un soffio. È un ottimo Santa Venerina quello del secondo tempo. Sinatra scambia con Basile, di prima per Zanella. Zanella cross al centro, esce la rosa che ci mette i pugni. Fabrizio Scapellato va al volo, sopra la traversa. Forse pesca a centrocampo per Mister Calvaruso, fuori Basile, dentro Pisasale. Proprio Pisasale tocca il primo pallone della sua partita, lo scarica all'indietro per Spampinato. Spampinato vede Sinatra, di prima per Pisasale. Scambiano i due, ancora il 10. Sinatra, il cross in mezzo per Carbonaro, strattonato da Santonocito. Grandi proteste di Carbonaro. Trattenuta che sembrava molto evidente, come possiamo rivedere. L'arbitro ha lasciato proseguire. Minuto 67, Luca, morbido per Costantino, lo stop. Lo ferma Daniele Scapellato che apre subito a sinistra per De Leonardis. Ha tanto spazio il 9, accelera De Leonardis. Punta Santonocito. Ancora De Leonardis, cerca un compagno. Decide ancora per l'1 contro 1. La sterzata siede l'avversario. Morbido sul secondo palo per Sinatra che al volo segna il gol del sorpasso. 2-1, 18esimo gol per Salvo Sinatra. Una strepitosa ripartenza condotta da De Leonardis. Biancazzurri costretti ad inseguire. Mascali nel cerchio di centrocampo, va in profondità, testa di Spampinato, raccoglie Giuseppe Marino. Vince un duello con Daniele Scapellato, poi passa in mezzo a due. Marino si accentra, calcia, non trattiene Maniscalco e sotto porta. Costantino in posizione regolare, firma subito il pareggio. Dura solo 3 minuti il vantaggio del Santa Venerina. Un altro cambio in mediana per il rosso-giallo-blu, fuori Daniele Scapellato, dentro Biondi. De Leonardis, lungolinea per Carbonaro a sinistra. La mette subito bassa al centro, non ci arriva Sinatra che è in ritardo. Prova a tenere il pallone in campo, ci riesce con un gioco di prestigio. Sinatra. Il traversone per lo stacco di Carbonaro, non trova la porta. Mascali va al rinvio lungo a cercare Costantino, la mette giù per Inserra che avanza. Inserra spazio, calcia dal limite, fuori di poco. Un altro cambio per Mister Calvaruso, fuori Buonaccorso, dentro Mongelli. Ultimi minuti di partita, Maniscalco va al rinvio alto e profondo verso Carbonaro, la sponda per Mongelli, trattenuto e atterrato da Sapere. Vorrebbero il fallo da ultimo uomo in casa Santa Venerina e solo giallo per Sapere.
L'arbitro però poi ferma tutto dopo un conciliabolo col guardalinee e fuori gioco di Mongelli. La punizione la batte Santonoscito, che però perde troppo tempo e viene espulso, doppia ammonizione. Il Belpasso chiude in 10 uomini. 94esimo, Zanella lotta in mezzo a due, poi riesce a far carambolare la sfera su Sapere, rimessa laterale per il Santa Venerina. Almeno così dice il guardalinee, l'arbitro invece assegna la rimessa al Belpasso. La batte Tomarchio, verso Inserra, duello con Zanella, riesce in qualche modo a rimanere in piedi Inserra la mette bassa al centro, tocca Maniscalco e sul secondo palo segna Costantino proprio allo scadere. La beffa arriva nel finale, il Belpasso passa in vantaggio. Una partita rocambolesca con episodi controversi da cui ne esce vittorioso il Belpasso. Il Santa Venerina perde l'imbattibilità casalinga dopo 11 vittorie consecutive, al termine di una sfida giocata molto meglio rispetto al KO di Santa Teresa di Riva, ed è questo il bicchiere mezzo pieno di giornata. Il vantaggio in classifica si è ridotto a 7 punti sulla seconda, ma tutto dipende sempre dalla squadra di Calvaruso. Il campionato si ferma per 2 settimane, ma i rosso-giallo-blu saranno ancora in campo sabato prossimo, quando faranno visita a Santa Croce nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Si ripartirà dal 2-0 dell'andata per i santavenerinesi.